Davanti ai magistrati oggi è comparsa la ex moglie di Marino Bonaldo, il pregiudicato ritenuto il vero obiettivo dell'agguato in via Tassoni a Padova, nel quale venne ucciso per errore Matteo Tofanin 31 anni fa. La donna non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione al pubblico ministero. È stata sentita come test per circa un quarto d'ora nella speranza che i suoi ricordi sui contatti che il marito aveva allora anche con la banda di Maniero potessero spiegare il vero movente dell'agguato. 30 anni fa infatti si indagò su un clan di mafiosi siciliani per una partita di droga, ma tutto venne archiviato. Le nuove indagini puntano invece sugli affari di droga che Bonaldo gestiva coordinandosi con la Mala del Brenta. I due nuovi indagati infatti sono ex soldati di Felice Maniero. Non si esclude anche la possibile pista di una vendetta sentimentale legata alle frequentazioni di Bonaldo in quegli anni. Il settantenne invece è stato sentito a ieri e lui ha parlato per 2 ore. Ha confermato di conoscere i due indagati, ma si è detto convinto di non essere lui l'obiettivo dei killer. Secondo le indagini, nel maggio del 1992 Marino Bonaldo sarebbe stato coinvolto in un giro di droga non pagata e per questo gli uomini di Maniero avrebbero voluto eliminarlo. L'agguato in via Tassoni, alla Guizza, dove Bonaldo viveva nel condominio proprio davanti a quello della fidanzata di Tofanin. La coppia di giovani stava rientrando da una giornata al mare. Matteo quel giorno guidava l'auto dello zio, uguale per modello, colore per una parte di targa a quella di Bonaldo. I due indagati sembra fossero amici e sodali con Bonaldo e poi per affari poco chiari invece ci sarebbero stati degli attriti. Nel febbraio del 1992 il negozio di Bonaldo in via Savonarola a Padova venne crivellato a colpi di pistola. Le sue nuove dichiarazioni permetteranno ora di aggiungere tasselli all'indagine.